Ha tentato di corrompere i poliziotti con il denaro che aveva appena guadagnato dallo spaccio, a finire in manette un 44enne tunisino irregolare, fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo nel quartiere Arcella a Padova. L'uomo, intercettato in via Faggin mentre si muoveva in bicicletta con atteggiamento sospetto, ha cercato di disfarsi della droga ingoiandola, ma è stato bloccato dagli agenti, che hanno recuperato oltre 12 grammi di hashish. Addosso aveva anche 320 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Secondo quanto riferito dalla questura, il 44enne avrebbe poi offerto quel denaro ai poliziotti nel tentativo di evitare la denuncia e l'arresto. Accompagnato in questura, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per istigazione alla corruzione. L'uomo, in Italia dal 2011 e irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere pregiudicato per svariati reati e condanne, quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Il questore di Padova ha quindi avviato le procedure per la sua espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento in un centro di permanenza per il rimpatrio.